Sono Carina Pinna, sono una delle 3 fondatrici della società Verano, che è una società ambientale che si occupa della gestione del CEAS, il Centro di Educazione Ambientale del Comune di Lula. Abbiamo la sede di proprietà del Comune all'interno del centro storico e lì svolgiamo le nostre attività rivolte ad un'utenza abbastanza varia, dai bambini agli adulti, e non soltanto a livello comunale, ma ci proponiamo anche tramite la rete con gli altri CEAS di Oruni, di Fonni, di Sindiscola, di Nuoro, a portare avanti dei progetti che hanno come utenza i bambini ma anche gli adulti, attraverso diverse tematiche che sono fondamentalmente quella della promozione della sostenibilità ambientale e anche di altre tematiche che possono essere appunto quelle del riciclo, del riuso, quindi della riduzione dei rifiuti fondamentalmente, e della promozione e adozione di buone pratiche. Noi all'interno quindi del Centro di Educazione Ambientale portiamo avanti non soltanto dei programmi didattici con le scuole e delle attività di promozione e di coinvolgimento della popolazione, del comune ma anche di altri comuni, portiamo avanti, dicevo, anche altre attività che sono più prettamente manuali e dimostrative, come quelle che abbiamo poi portato anche qui oggi. Verano in sardo vuol dire primavera, quindi è un'associazione che è nata tempo fa, io non ne facevo ancora parte. E poi è diventata una società, io sono entrata all'interno della società a piccoli passi, entrando in collaborazione con attività estive con i bambini piuttosto che altri progetti, e oggi siamo una società con 3 componenti, siamo 3 socie, una società tutta al femminile. La mia socia Ruffina Porco che è qui oggi, e Costantina Boe che oggi non è potuta venire. Portiamo, come dicevo, facciamo delle proposte alla nostra amministrazione in primo luogo per i progetti di cui parlavo prima, e poi con le attività praticamente manuali abbiamo dei diversi laboratori che sono sempre aperti, quindi chiunque ci venisse a trovare al CEAS di Lula vede il banchetto con degli oggetti prodotti dal riutilizzo delle bottiglie di plastica, oppure delle magliette per bambini che hanno il riutilizzo delle stoffe, dei fili, delle passamanerie, oppure dei portacellulare, dei porta-iPad, dei portacomputer imbottiti, eccetera. Questo ci ha portato anche a vivere delle esperienze molto belle in occasione della nostra partecipazione alla Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti, alla quale abbiamo partecipato la prima volta 3 anni fa, con il Caffè del Riciclo, che è un nostro appuntamento, lo proponiamo ogni anno, allestiamo il nostro CEAS con degli arredi di recupero, tipo le bobine dei cavi elettrici o i pallet, i sacchi, eccetera. Arrediamo con le teiere caffè vintage, facciamo un po' di ambiente, sempre con il discorso della promozione del recupero, e invitiamo le nostre amiche affezionate che ci portano tutte quelle cose che loro non utilizzano più, che non indossano più: abiti, bigiotteria degli anni '80, borse, cinture, eccetera, e noi offriamo loro il momento di condivisione ovviamente delle tematiche, e poi anche qualche dolcetto fatto da noi, il tè, il caffè, l'abbiamo chiamato Caffè del Riciclo, e questa è stata la premiazione per la SER.